si chiama I Dialoghi del PSR, la serie di incontri che la Regione Veneto ha organizzato per un confronto con gli agricoltori a proposito del cosiddetto Piano di Sviluppo Rurale, programma forte di una dotazione finanziaria pari ad 1 miliardo ed oltre 160 milioni di euro, di cui finora ne sono stati stanziati poco più di 700 milioni, per un totale di una cinquantina di bandi, 320 milioni dei quali già liquidati ad aziende agricole delle 7 province. Dopo Pedavena nel Bellunese, l'iniziativa ha fatto tappa ad Este, Bassa Padovana, dove una affollata platea ha seguito la spiegazione del piano, articolato in una serie di misure che tengono conto di elementi quali competitività, ambiente, qualità della vita e sviluppo rurale. Sono oltre 64.100 le aziende agricole del Veneto, molte delle quali gestite da giovani, spesso eredi di una tradizione familiare che si tramanda di nonno in padre e figlio, senza dimenticare la presenza femminile in un ambito tradizionalmente maschile, come dimostra questa giovane imprenditrice alla cui azienda i finanziamenti del PSR hanno fatto compiere un autentico salto di qualità. Fa specie vedere un giovane e per di più donna. Sì, esatto, perché ho solo 25 anni e se non fosse stato per questo piano di sviluppo rurale sicuramente non mi troverei dove mi trovo ora con la mia azienda. È stato un importantissimo aiuto, specialmente per una donna in agricoltura. Ma come nasce la passione per l'agricoltura? Ovviamente in famiglia si è cresciuti a pane ed agricoltura. Assolutamente, da mio nonno per passare a mio padre e poi io siamo tutta una generazione di agricoltori. Io sono perito agrario, ho scelto di continuare gli studi all'università, quindi 100% agricoltori. C'è sempre una posizione penalizzante ad essere donna o finalmente c'è la considerazione che anche le donne possono dire la loro in questo settore? Finalmente iniziamo noi donne a alzarci in piedi e a dire la nostra, è importante anche perché sempre più donne ci sono nel nostro settore e questi aiuti sono davvero importanti perché danno una mano anche a noi. Ultima domanda, il piano di sviluppo rurale in che modo ha cambiato la vita della sua azienda? Ci siamo ingranditi notevolmente, noi produciamo ortaggi e adesso esporteremo i nostri prodotti, riusciremo a raggiungere i traguardi produttivi maggiori e questo è importante. Il PSR, Piano di Sviluppo Rurale, ha commentato l'assessore regionale veneto competente Giuseppe Pan, va già aggiornato e rivisto a partire dal prossimo anno, il 2018, andando persino oltre quella che è la PAC, la politica agricola comunitaria del periodo 2014-2020, perché per affrontare gli spietati mercati internazionali le realtà produttive del Veneto devono avere spalle molto robuste, piedi ben piantati a terra ed una capacità assoluta in termini di innovazione e sviluppo. Per dire, uno, che siamo i numeri uno in Italia e i numeri uno in Europa per pagamento del piano di sviluppo rurale. Due, che abbiamo finanziato a oggi 27.000 domande e quindi stiamo andando al territorio del Veneto, dell'imprenditoria agricola del Veneto, delle grandi risorse e una grande risposta. In tempi di richieste autonomiste, il Veneto sta dimostrando, proprio in campo agricolo, una grande capacità di autogoverno. Ma cosa chiedono gli operatori del settore? Anzitutto una burocrazia più snella per non doversi imbattere in impedimenti, pastoie e rallentamenti lungo il percorso di crescita. Quella che si propone è un'agricoltura nuova, al passo con i tempi e, come ricordato, animata da tanti under 40, quando non addirittura under 30. Il bando giovani, che è uno dei bandi importanti, io ci tengo molto, la misura 6.1, è che comunque abbiamo avvicinato 800 nuove imprese che sono gestite da giovani dai 18 ai 40 anni, quindi abbiamo pensato anche al ricambio generazionale nella nostra agricoltura. Finanziando i giovani noi finanziamo il ricambio ma allo stesso tempo anche il futuro della nostra agricoltura. Prima di Natale, ha garantito ancora l'assessore Pan, sono previsti stanziamenti per altri 70 milioni, a conferma della volontà di sostenere ed incrementare lo sviluppo, nonché la competitività delle aziende agricole venete, con un occhio di riguardo alle imprese private, alle realtà montane e soprattutto ai giovani. L'Italia è il paese comunitario che investe maggiormente nel settore primario, con l'obiettivo di fornire valide risposte ai progetti imprenditoriali nel settore, diventando punto di raccordo tra le politiche europee e l'operatore agricolo. Entro la fine dell'anno si concluderà la serie dei Dialoghi
obiettivi del PSR, toccando una località per provincia. Il 30 novembre a Castelfranco nel Trevigiano, il 5 dicembre a Cerea nel Veronese, il 6 a Bassano nel Vicentino, il 12 a Lendinara in Polesine, per concludersi il 14 dicembre a San Donà di Piave nel Veneziano.